Quando sei andati avanti in Firaici? Loro stai dunque che praticare il mercato in Venezia penso 10 anni fa, anche 15, proprio i due sondi se parliamo proprio perché era la mamma della ricchia. Dopo non so, istinto un po' a volta perché c'erano i commercianti addirittura che andavano a togliere a casa e causa le spese, i mezzi di trasporto per Venezia, le sai eliminare anche perché è un sistema di imballaggio tutto suo, tutto proprio, con le corbe da 2 quintali, 1,50, 2 quintali, adesso è tutto le gabbiette, tutto confezioni dai 3 kg ai 8 kg, insomma 10 kg massimo. Quindi il motivo principale è stato l'aumento dei costi di trasporto? Anche, non so, anche la popolazione però si è rinforzata la terraferma per il consumo di quel radicchio là. E qua diminuendo le presenze insomma in Venezia sta diminuendo. Ma che era proprio una tradizione del radicchio rosso? Il radicchio rosso era proprio il forte insomma per Venezia, specialmente a Natale, vigilia Natale, primo d'anno, che roba là. Addirittura qualche vigilia, adesso non mi ricordo bene, addirittura venduto un 40 quintali di radicchio rosso, insomma sì. Ve ne erano anche altri che vendevano? Qualcuno sì, ma in minima parte, ma la prevalenza che avevo veramente. Gli altri chi erano che vendevano radicchio? C'era non proprio tutti, c'erano 3-4 che erano specializzati su questo. Oltre a Io chi erano? Unadini, Zenaro, dopo passò Umberto Oldini e dopo ha cominciato le confessioni più infime, insomma e qui ha distrutto un po' l'introduzione al mercato di Venezia del radicchio rosso, il vero radicchio rosso di Treviso, e una legnata che sapeva anche il territivo perché la gente adesso che sta introdotto il precoce, il famoso precoce, sì che conveniva quel buono, addirittura la gente gli era già stufa, perché il precoce è una paglia, è una roba dura, è una cicoria veramente che non ha niente a che fare con il radicchio tardivo di Treviso, insomma di Rossone. Esatto. È Soffiol comunque? Il precoce è figlio del tardivo? Ma tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Ma come lo mangiavano appunto questi veneziani? Addirittura condito la gran parte. Ora non c'era il boom dei risotti, del rosto come adesso, insomma. Ma lo mangiava un po' tutti? La gran parte, specialmente giorni festivi c'era una tradizione, guai se mancava il radicchio rosso, c'era qualche fruttivendolo che addirittura quei giorni là che ne voleva 2 quintali, 2,5, e adesso non so, il massimo di trovare 10-15 kg alle feste di vigilia, insomma ecco, 20 kg, 30 kg, ma neanche. Io li rivendeva poi soprattutto a fruttivendoli, insomma, questo. Tutti i fruttivendoli addirittura, tutti esclusivamente. Ristoranti, supermercati? No, ma che adesso c'è qualche ristorante che è in mercato, ma una volta c'era i fruttivendi a sua volta forniva gli alberghi, i ristoranti, insomma. E mi ha detto che regalava anche a Bisata a vigilia Natale, vero? Qualche volta, insomma, se in presente, anche perché la segaglia come in famiglia con i dossonesi, insomma. Addirittura 2 volte all'anno si faceva qualche pranzo, apertura e chiusura della stagione. E dove andavi a fare sto pranzo? Qualche volta là da Lori, dopo veniva una volta Lori qua a Venezia e una volta noi altri là, insomma, ecco, si scambiava questo pranzo. Andavi su una trattoria oppure? No, da Lori sì, qua mi altri su una trattoria perché noi era posti per poter pranzare in 20-30 persone, ma là invece si organizzava nelle grandi famiglie e veniva fatto sto pranzo. D'Aldo, che c'è una trattoria là vicino e mi ha detto che andava a mangiare la trippa. D'Aldo, esatto, che adesso è sparito, prima c'era Olga, dopo D'Aldo. Andava a mangiare la trippa, è vero? La trippa si merenda addirittura, Dori non vedeva ora, non so, all'alba per esempio, gli attendeva sopra le trippe, ecco, perché già il freddo e la tradizione era quello.